In corsia numero 1 Leonardo Favretti, Idros. In corsia 2 Nicolò Trabacchin, Sporting Club Noale. In corsia 3 Mattia Castello, Acquambiente. In corsia 4 è stato medaglia d'argento ai giovanili, ai categoria nei 200 e 400 misti, Massimiliano Matteazzi, The Hacker Team. In corsia numero 5 è stato medagliato nello stile libero veloce ai giovanili del 2013, Giona Mainardis, Gemona. In corsia 6 Simone Mazza, Nottoli Nuoto 74. In corsia 7, medagliato nei 200 stili ai giovanili 2014, Gabriele Alberto Carli, Team Veneto. Ed in corsia 8, Simone Teglia, SC Nuoto. Al termine della gara dei 200 stile si procederà con la premiazione per tutte le categorie. Invitiamo i seguenti atleti a portarsi in zona premiazione: sono Elena Pravato, Alessia Cielo, Anna Marcotti, Michele Malievic, Pier Giulio Roberto Bressan, Dylan Bonaguro, Alessio Gerardin, Davide Bizzotto, Federico Baggio. Tanto il passaggio di Matteazzi ai primi 50 metri, per lui 26,31, alle sue spalle Mainardis 26,37, poi Trabacchin 26,40, siamo già alla metà gara ai 100, Castello si porta davanti in 55,41, Matteazzi 55,59, Mainardis 55,76. Primato della manifestazione porta il nome del grandissimo Federico Colbertaldo, 1,47,87, nuotato qui nel 2005. Primato che risale a praticamente 10 anni fa. 11 per la precisione, nessuno è riuscito a batterlo, siamo lontani anche quest'oggi dal primato, con Mainardis, Matteazzi e Castello che virano nell'ordine ma molto vicini per le due vasche finali. Quinta corsia, Mainardis rimane davanti con Matteazzi che insegue. Per la terza posizione forse dalla corsia 2 Trabacchin, vediamo l'arrivo, Giona Mainardis 1,54,29, Massimiliano Matteazzi 1,54,71 e poi Nicolò Trabacchin.